Amici di Sportisili, ben trovati ad un nuovo appuntamento di pillole di Sessa, appuntamento che come sempre vi tiene compagnia ogni martedì e venerdì per discutere e parlare di calciomercato. Qui per voi Aldo Sessa, tante sono le novità che ci attendono in questa puntata di pillole di Sessa. Abbiamo diverse novità su tutti i fronti tra Palermo, Catania, Messina, ma ci sono anche novità su quella che sarà la composizione del girone I del Catania. Vedremo come sarà composto il girone e quali sono state le decisioni prese per il calendario del girone I. Ma come sempre parleremo di calciomercato. Il Palermo ha chiuso ieri per 2 trattative importanti, quella relativa a Francesco Di Mariano e quella del difensore Davide Bettella, che sono arrivati ieri notte, anzi praticamente questa mattina molto, molto presto in città, insomma, sono qui in città a prepararsi, mentre la squadra è in Puglia per la seconda giornata di campionato contro il Bari, e ancora il mercato del Palermo si incentrerà fortemente sul reparto della mediana. Ma anche mercato in uscita per il rosanero, con la cessione di Gregorio Luperini al Perugia e altre operazioni che si stanno diciamo portando avanti per liberare slot nella rosa del Palermo. Dal lato del Messina che è in attesa come sempre del proprio calendario, ormai manca poco a quello che sarà la decisione del Consiglio di Stato, e da lì poi ci dovrebbero essere i calendari per conoscere quello che sarà il campionato del Messina che sta piazzando ulteriori colpi dal punto di vista dei giocatori under. Uno di questi è un portiere che potrebbe liberare anche nomi importanti nella rosa del Messina. Per quanto riguarda il Catania, che come abbiamo detto è coinvolto in quella che era la formazione dei gironi della Serie D, è nel pieno di una questione di mercato relativa all'Itteri. Vedremo quali sono stati gli sviluppi della trattativa e si sta cercando ulteriormente di rinforzare anche in questo caso la rosa con elementi giovani. Prima di cominciare io vi invito a mettere un mi piace alla nostra pagina Facebook e a seguire tutti i nostri canali social, da YouTube a Instagram fino a Twitter, e vi ricordo che troverete la nostra diretta sia sul canale Facebook che sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare anche tutte le altre puntate di pillole di Sessa, e poi soprattutto di andare a vedere quello che è il nostro sito www.sportisili.it per rimanere aggiornati su tutte le notizie riguardanti lo sport siciliano. Passiamo subito a quella che è un'ultima ora. Da poco sono uscite le composizioni dei gironi del prossimo campionato di Serie D, naturalmente coinvolte tante siciliane, una su tutti come abbiamo detto il Catania. Prego la regia di mandare, ringrazio Salvo Geraci in regia, di mandare questa che è la grafica del girone I, dove potete vedere quelle che sono le squadre che parteciperanno al prossimo girone, ovvero Caricattì, Castrovillari, Catania, Città di Cireale, Città di Sant'Agata, Cittanova, Giarre, con un punto esclamativo e un punto, diciamo un asterisco che andremo ora a visionare, Lamezia Terme, Licata, Locri, Mariglianese, Paternò, Ragusa, Real Aversa, San Luca, San Cataldese, Santa Maria del Cilento, Trapani e Vibonese. Come potete vedere c'è un asterisco accanto al nome del Giarre, questo perché è ancora in corso quello che è il procedimento per la eventuale ammissione in sovrannumero del Giarre. In questo momento il Giarre rimane in organico, come si può vedere anche in piccolo, è una società ammessa con riserva grazie a un decreto del TAR. Quindi questo significa che in questo momento il Giarre fa parte dell'organico della prossima Serie D, ma naturalmente inciderà su questa decisione quello che sarà appunto la decisione che verrà presa dal TAR. Ciò significa che il calendario del girone I è stato
rinviato successivamente alla decisione relativa al GIARE. Quindi sono già stati pubblicati i calendari praticamente di tutti gli altri gironi di Serie D, ricordiamo dalla A alla I, quindi praticamente 9 gironi di campionato, mentre di fatto praticamente l'unico a non essere stato pubblicato è proprio quello del girone I. Girone I che, come potete vedere, ha ben 10 squadre al momento in organico, e che insomma si preannuncia fortemente combattuto sin dall'inizio. Dalle domande che ci arrivavano anche su quale potrebbe essere il futuro naturalmente del GIAR, il calendario eventualmente col GIAR prevederebbe, essendo 19 le squadre, compresa la squadra della provincia di Catania, a 19, a 19 squadre, ci sarebbero 18 giornate e in ognuna di queste, andata e ritorno, un turno di riposo. In caso di esclusione del GIAR, il campionato insomma vedrebbe solamente le 18 squadre rimanenti fronteggiarsi. Torniamo adesso a quelli che sono i canonici argomenti di cui noi parliamo, quelli relativi al calciomercato. Avremo tempo poi più avanti di parlare di Catania, perché come dicevamo il Palermo, oggi impegnato nella prima partita, scusate, nella seconda partita di campionato di Serie B contro il Bari, è comunque ancora molto attivo sul calciomercato. Ieri sono arrivati in città 2 giocatori, 2 operazioni di mercato concluse abbastanza rapidamente, come vedete le immagini. Sono arrivati a Palermo, sono atterrati a Palermo Francesco Di Mariano e Davide Bettella. Di Mariano, seconda punta, viene dal Lecce, con cui ha centrato l'anno scorso una promozione in Serie B. Poi lui, appunto palermitano, ha la possibilità finalmente di affermarsi nella propria città, in cui con la maglia del Palermo non ha mai giocato. È stato però un prodotto delle giovanili del Ribot. L'altro giocatore, dare il giocatore a una diretta concorrente, almeno secondo le intenzioni dell'Ascoli, e poi di non del giocatore di confrontarsi nelle 2 stagioni. I giallorossi saranno impegnati in queste amichevoli, ma si attende ormai veramente giorno 25 con una grande attesa, proprio per il futuro, per il calendario che riguarderà i giallorossi, degli impegni ufficiali dei giallorossi. Passiamo invece al Catania che sarà impegnata giorno 21, quindi ormai tra pochi giorni, con la prima partita ufficiale, quella di Coppa Italia contro la San Cataldese, avversaria anche nel girone degli etnei. Catania che è stata coinvolta in qualche maniera nell'affair Litteri. Cosa è successo? Litteri, attaccante catanese, ex triestina, ve ne abbiamo già parlato nelle scorse puntate, sembrava letteralmente a un passo dal vestire la maglia della propria città. Era arrivato in città per discutere quelli che erano gli ultimi dettagli da limare. Ebbene, la trattativa sembra essere arrivata invece ad un punto critico, un punto dove lo stesso Litteri sembra ormai essersi allontanato quasi definitivamente dal Catania. Cosa è successo? Sembra che ci sia stata una trattativa, scusate, una proposta al ribasso con gli etnei, che avrebbero in qualche maniera cambiato quella che era l'iniziale offerta, e questo ha portato Litteri a lasciare il tavolo. Da capire se ci si potrà essere un nuovo incontro tra le parti, ma la verità è che in questo momento il rischio è che quello che Litteri sia sfumato praticamente in maniera definitiva. Ecco perché il Catania si sta cautelando, cercando ulteriori profili di esperienza. Uno di questi potrebbe essere un vecchio ritorno, quello di Michele Paolucci, che ha già giocato e ha già vestito la maglia del Catania, ma in questo momento sembra che ci siano solamente voci e nessuna conferma in merito. Mentre per quanto riguarda un altro obiettivo di mercato, quello di Pietro Passador,
Ebbene, sembra che il giocatore passerà appunto, scusate il gioco di parole, al Torino Primavera per difendere i pali da titolare, della Primavera Granata, dove troverà tra l'altro Giacomo Corona che è stato appunto inserito nella trattativa per Jacopo Segre. Il Catania però sta per chiudere una trattativa, per un giovane under che in questo momento è in prova, e il suo nome è Donat Lubishtani, mentre ha già chiuso per il prestito di Mattia Vitale, giovane classe 2004 della Sampdoria, centrocampista che andrà a rinfoltire il reparto di mediana dei rossoazzurri e che certamente potrà tornare utile nella maniera degli under che, come sapete, in Serie D sono necessari da seguire per in qualche maniera poter disputare il campionato. E non ci sono altre domande, ci segnalo naturalmente che San Cataldese Catania sarà appunto visibile e certamente ci saranno degli aggiornamenti anche sul nostro sito www.sportisili.it. Vi ricordiamo che potrete trovare nel nostro sito non solo tutti gli aggiornamenti, ma anche grafiche e tanti video, tanti contenuti multimediali che vanno a arricchire quella che è l'informazione di Sportisili. E a me non mi resta adesso che salutarvi, vi invito a mantenervi sintonizzati sui nostri canali social, da Facebook a YouTube fino a Instagram e Twitter, di seguire quello che è il nostro sito per tutti gli aggiornamenti. E ci risentiamo, ci rivediamo per il prossimo episodio di Pillole di Sessa martedì prossimo. Ciao e alla prossima.